Secondo la storia, che si confonde con la leggenda, Venezia nasce il 25 marzo del 421, il giorno dell'Annunciazione a Maria. Comunque sia, un evento di fondamentale importanza è l'arrivo da Alessandria d'Egitto delle spoglie dell'Evangelista Marco nell'828. Il possesso di questa importante reliquia consentirà a Venezia di affermare la sua autonomia nel contesto delle potenze del tempo, Franchi e Bizantini. Nei secoli successivi, lo Stato prenderà la forma di repubblica aristocratica, presieduta da un doge eletto a vita, e questo processo si concluderà nel 1297 con la serrata del Maggior Consiglio, che riserva alle famiglie nobili che ne fanno parte il diritto di governare lo Stato. Queste istituzioni resteranno immutate sino alla caduta della Serenissima. Nel contempo il commercio, fonte della sua ricchezza, porta Venezia a conquistare uno stato da mar, isole e porti strategici lungo le rotte del Mediterraneo e più tardi uno stato da terra per il controllo delle vie di comunicazione verso la pianura padana e di paesi del nord. Questa espansione vedrà il suo culmine verso la metà del XV secolo. Dal XVI secolo inizia però una lenta decadenza legata ai nuovi assetti internazionali. La scoperta delle Americhe con le nuove rotte oceaniche verso i mercati delle spezie. La morsa turca sempre più stringente nel Mediterraneo. La formazione di grandi monarchie in Europa. Venezia si riduce sempre più a stato regionale, pur mantenendo sempre l'immagine di una civiltà raffinata e gaudente. Vi metterà fine Napoleone Bonaparte, che nel 1797 le imporrà una resa senza condizioni e che lo stesso anno la cederà all'Austria con il Trattato di Campo Formio.